Io ti sto spiegando che tu non puoi entrare in casa mia senza mandato. La perquisizione della polizia in diretta su Instagram è il trapper Tony Boy, che per questo viene denunciato anche per trattamento illecito di dati. Sarà interrogato nelle prossime ore a San Vittore, a Milano. Tony Boy, il 26enne trapper nato a Padova, in carcere davanti alla Jeep Chiara Valori, si terrà l'udienza di convalida dell'arresto avvenuto sabato scorso. All'anagrafe Antonio Weber, il trapper è molto noto tra i giovani e su Instagram ha oltre 1 milione di follower. Dopo un controllo, Tony Boy è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di armi clandestine, oltre a essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e trattamento illecito di dati. Nel suo appartamento milanese gli agenti di polizia hanno trovato 4 grammi di cocaina, 8 di hashish, 1 grammo di marijuana e un bilancino di precisione, una pistola calibro 6,35 con matricola a brasa e un caricatore con 7 cartucce e altre 41 munizioni di diverso calibro. E proprio la perquisizione, voce dei poliziotti comprese, è stata postata in diretta social prima di venire bruscamente interrotta. Da qui la denuncia. Io gli sbirri stanotte nello zaino, un chilo finché dentro la mia testa non starò tranquillo. Vuoi lasciare tutti e fare i soldi che non c'ho mai. Dopo l'interrogatorio del giovane, difeso dall'avvocato Luca Procaccini, la giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dalla PM di turno Sara Ombra. A rischio le prossime date del tour estivo di Tony Boy, che il 27 agosto dovrebbe esibirsi a Palermo.